Presidente Serracchiani, lei questa mattina ha visitato la comunità serba di Trieste, una comunità radicata, importante, per la quale è attivo uno sportello anche specifico. Sì, abbiamo lavorato in questi anni per migliorare e rafforzare i nostri rapporti. Per noi è la comunità importante, quella serba, non solo a Trieste ma anche nell'intera regione Friuli Venezia Giulia. Lo abbiamo fatto rafforzando anche i rapporti con la Serbia, ma soprattutto con una collaborazione che posso dire ottima a livello istituzionale con la comunità qui a Trieste, che ci ha permesso anche di insediare e di lavorare sullo sportello presso il comune di Trieste, e che mi auguro darà frutti futuri anche su progetti importanti in vista degli impegni anche internazionali che ci saranno nei prossimi mesi a Trieste. Presidente della comunità serba Selakovic, la visita della Presidente Friuli Venezia Giulia Deborah Serracchiani ha una valenza istituzionale importante per una comunità dal valore riconosciuto. Assolutamente, volevo ringraziare a nome di tutta la comunità della visita di oggi da parte della Presidente Serracchiani. Ci siamo incontrati diverse volte finora, abbiamo lavorato su diversi progetti insieme, però questa è una visita per noi molto importante per poter presentare direttamente al Presidente come è fatta la nostra comunità, la storia, un po' la storia, quello che sono le nostre attività di oggi, e abbiamo cercato i modi giusti e migliori per partecipare ancora di più, per far crescere questa città e soprattutto nei rapporti più intensi tra due paesi, tra la Serbia e la Repubblica d'Italia. Grazie. Viva. Dipende come si guarda.